Kiss quando a Kiss Kiss Napoli con i tappi sono già le 18:39. Buonasera, voglio. Ah, salve Mastaniero, non l'avevo vista entrare. A così grosso non mi vieni. No, per l'amor del cielo, sa cos'è? Che avevo visto soltanto la mulazza che ha portato sulle spalle il suo buon fido amico Giovanniello. Già sapevi che ieri sera ci hanno rubato una mulazza, ma siccome ne teniamo solo 2 chilometri, non si scordate la portavo la terinda, ci sta saggia fino a coppo, quindi piano a pe. Va bene, ma stia calmo, anzi facciamo una cosa, vi lascio soli perché so che avete numerose chiamate da fare, quindi faccio entrare Giovanniello. Oh, Melone, scarica sta abitudine il logo fuori e trasari, dai. Questa cosa è troppo pesante, non ce la faccio più. Ma perché la Giumenta Rider non ha la ruota prima la saggia in go? Ma Sani, non l'avete capito, se per caso sta Giumenta non sa prima dove era mettere perché ieri vicino alla mulazza ci hanno rubato pure i cicchi per Giumenta. Lasciamo, appiscia un momento, fammi vedere se funziona con lo. Sta a posto, dai. Siamo pronti per il primo nome? Facci male, Ah, fai troppo poco, basta, su la mi corrente. piace, chiama pure, chiama a chiama coccolo. Teniamo sto Mariella la fortezza, chiamiamola che hanno un cellulare, ma sapete che per il cellulare in genere non è che si rispondono sempre. Vabbè, basta, ne prima si apre, prima fa. Ah, babari. Come si chiama? Chi si chiama la fortezza? Mimone. Oh, Mimì. Mimici. Mimuzzi. Mimucci. Pronto? Pronto, Mimì? Con chi è? Pronto, Mimì, sono Mastaniello, buonasera, fravagatore. Mimì, Mastaniello, fravagatore. Chi dite? Mastaniello, allora, si ti mette a posto, non si sente ne si voce a sotto, può darsi che ci capito. O fratello? Sono Mastaniello, fravagatore. Ma lei ci usa chi... Ma sta ne che Un si... chiamata, sì, un chiamata. Noi abbiamo chiamato la fortezza, mi dà la fortezza. A che lo studio, chi è? Mimì, a fortezza, tu sei chi nella fortezza o no? Sì. Ah, allora, stiamo venendo a loga, tu ci stai? No, come da cardita. Ah, non stai cardito? Ah, ci ho capito, allora ne vuoi scaricare la roba, non ce ne fotte proprio. Ma voi... Hai capito? Allora lo portiamo all'occhio. Che dite? Ma no, chi sei chi scemo, lo frate che fu vogliono lo fruttaio. Mamma mia, ma chi mi ha fatto chiamarlo? Guarda, ma sei buono che capo, ma capisci l'italiano o no? Ma che buono? Ma non ci ho capito, ti sto parlando per telefono, così bene, ma pare non c'è! Scema? Ma ne chi stai scemo, non pare scemo. Ah, tira giù. E fa solo la frutta io, bro! Ma sta ne, ma lasciamo stare su Ma sta scemo. proprio a chi sta? Che mamma nata, Ma pure! vediamo che succede, lo dimmelo poco chi è, chi come si chiama? Antonio Martello. Se parendolo di G. Pronto? Pronto Martello? Chi è? Pronto? Chi è Antonio? Uè, Tony, sono Mastaniello, buonasera. O fravagatore? Sono 12 giornate, via chiaro questo numero. E era questo numero, sbagliato il tuo numero. Ma poi lasciami stare, tutto a posto, mannaggia. Tu bassettone ce l'ha dato, mannaggia la capa sua. Ma che scherzi, scemo. Prossima telefonata, ma buono, facciamo tanto l'una, hanno fatto loro una a lui. Chiamiamo a Carmelina Lanzetto, che se da fare lavoro, ma sta lì. Ma pare. Chiama pure. Lanzetta Carmelo sta a cacò, poi. Chiama pure. Russa. Pronto? Pronto Carmelo? No, sono Davide, chi è? Ah, Lanzetta, giusto, buonasera, sono Mastaniello, signor fravagatore. Chi è? Un fravagatore, signor, buonasera. Buonasera. Buonasera, sentite, me ne scaricare roba logo, voleva capire poco, si poteva scaricare stasera o rimane a mattina. Niente, Ma sta adesso su questo bar attaccato, chiamiamo una lavoro. dammi pari. Ah, è occupato. Chiamiamo Alfonsino De Gregorio. Alfonso De Gregorio, ah, Rosso Doro Griga, ma pari, come si appara a moggiolo, poi. Ah, ma presi. Perché la colpa è sempre tua. E che ci fatto? Ma Non fa niente, ma sei tu. vabbè. Pronto? Pronto, Griego, Alfonso Griego, allora. De Gregorio. Io stasera non capisco più niente, De Gregorio, signor. Ma chi è? Buonasera, sono fravagatore Mastaniello, scusate, stiamo un po' nervosi, Scusate, ma giusto su stamattina e 6 per faticare tutta la notte, sto venendo a casa vostra, sto chiamando stamattina, ma non stevo, signor. Ma non ho capito, ma lei chi è che... No, ma sta che sa essere la moglie d'Alfonso. Parlaci tu, poi parla. Signora, è vicino alla moglie d'Alfonso.
No, sono la figlia, lei chi è? Ehi, che bellezza, ma Alfonso non sto. Un attimo solo che vedo se... Che ci vuole, signori, facciamo un braccio. Già stiamo con il cellulare, signore, devi morire con il cellulare, per Non lo piacere. so. Mamma mia. Sentite, ma proprio vita, allora, ma che mi aspettate un po'? Che ci vuole? Alfonso ha fatto tutto figlio sordo. Oh. Sai, già risposta la figlia che scusto Ma pure. ma non si casa, dai nel cielo sera. La radio da chiamare chi sta? io so. Come vanno a tele? Chi so, chi so. Pronto? Noi sapevamo che Alfonso era un pezzo scemo, pazzo, però non pensavamo che tutta la famiglia pigliava isse. Non ti preoccupare, l'importante è che ci sono. Ma non c'è che io Santa Mon, bene manca a televare spiega, sin dei 7 stanze. Sette, sì. Pronto? Pronto, buonasera. Chi è? Ehi, sono Mastaniello, buonasera. Chi è Maschera? Mastaniello, fravocatore, buonasera, fabbricato non mi conosci. Senti, stiamo andando all'oca, ti ma roba con poco camion, potremmo scaricare stasera, che dici? Hai sbagliato qua, hai pigliata uno pure. Aspettate un momento, ma controlliamo, prima un po' la situazione. Allora, De Gregorio Alfonso, via Monte della Gatta, Torre Greco. Ora ci troviamo. Chi ti scaricò? Sentite, ma come dite alterare comica, ma lo sapete che tanto 64 anni? E voi che adesso parlami con voi, è la prima cosa, dito.